Com'è andata la vostra settimana? Amen, bene. Piena di vittoria, piena di sfide, magari di qualche sconfitta, non lo so, ma noi siamo qua, quindi dobbiamo veramente ringraziare a Dio. Noi ieri abbiamo avuto l'incontro con gli adolescenti e quindi abbiamo finito la settimana alla grande. Benissimo, è stata una benedizione. Vi incoraggio a portare i vostri figli, voi che avete adolescenti, ed essere qua la prossima volta. Ci mettiamo in piedi per adorare il nostro Signore. Vorrei leggere con voi Salmo 139. Alcuni capitoli, solo alcuni versetti, scusa. O Eterno, tu mi hai investigato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo, quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando mi giaccio e conosci a fondo tutte le mie vie, poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, o Eterno, già la conosci appieno. Tu mi cingi di dietro e davanti e poni la tua mano su di me. Una tale conoscenza è troppo meravigliosa per me, tanto alta che io non posso arrivarci. Dove me ne andrò lontano dal tuo spirito e dove fuggirò dal tuo cospetto? Se salgo in cielo, tu vi sei. Se mi metto a giacere nel soggiorno dei morti, eccoti qua, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. 13. Poiché tu sei quello che mi hai formato nei miei reni, che mi hai tessuto nel seno di mia madre, e io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo meraviglioso, stupendo. Meravigliose sono le tue opere, e l'anima mia lo sa molto bene. Amen. Sappiamo veramente che siamo creature sue, sappiamo chi siamo nel Signore. Sappiamo che Lui ci guarda, ci conosce, ma conosce veramente quello che siamo, quello che facciamo, anche le cose più brutte che pensiamo, la parte di noi che non mostriamo a nessuno. Lui conosce e ci ama lo stesso. Però è il tempo di ravvederci, è tempo di dire a Lui: Signore, perdonami. Dobbiamo avvicinarci al Signore, non solo qua la domenica, ma ogni giorno. Ogni giorno dobbiamo leggere la parola, dobbiamo stare vicino al Signore, perché questo ci porterà a un rapporto meraviglioso che non ci allontanerà mai da Lui. E è quello che Lui vuole, un rapporto più intimo con Lui, un rapporto stretto, dove noi non siamo più noi siamo uno in Lui. Amen. E è questo che Lui vuole da noi. Quindi apri il tuo cuore oggi. Metti il tuo cuore davanti a Lui, i tuoi problemi, le tue debolezze, tutto quello che hai. Metti ai piedi Suoi, perché Lui è santo, è degno, è meraviglioso e può ogni cosa su questa terra. Amen. Preghiamo. Signore, io ti ringrazio, Padre. Ti ringrazio per l'amore infinito che hai per me, che hai per tutti noi. So che tu conosci ogni parte, Signore, del nostro cuore. Tu conosci ogni cosa che facciamo, che pensiamo. Io ti chiedo perdono, Signore, perdono perché a volte noi non apriamo i nostri occhi, neanche le nostre orecchie per la tua parola, per quello che vuoi tu per la nostra vita. Facci vedere, Signore, facci vedere le tue vie, perché noi vogliamo andare a camminare con te, noi vogliamo fare quello che fai tu, Signore, perché noi ti ammiriamo, perché tu sei meraviglioso, Signore. Tu sei un Padre eterno, amorevole, tu sei quello che ci hai riscattato, Signore, e noi vogliamo adorarti ogni giorno della nostra vita. Noi dichiariamo che tu sei santo, l'unico degno di lode, degno di onore, degno di gloria, e la tua Chiesa è qui, Signore, per adorare te, per adorare il tuo nome, dichiarare che tu sei santo, tu sei l'unico Dio, tu sei l'unico degno di lode, di gloria, e la nostra bocca dichiarerà la tua gloria, Signore. La nostra bocca dichiarerà chi sei tu. Tu sei santo, santo, santo. Dichiara. Tu
tu sei santo, alleluia. Solo tu sei santo, alleluia. Santo, tu sei santo. Alleluia. Adoriamo nostro Signore con tutto il nostro cuore. Amen. Amen. Alleluia. Nulla può separarsi dall'amore di Dio. Amen. Nel mare, nel deserto, nelle difficoltà, niente, perché Lui è lì vicino a noi in ogni cammino che noi dobbiamo andare. Quindi fidaci di Lui. Alleluia. Nulla ti separerà, anche se sbaglierò, il tuo amor non cambia. Anche se non merito, la tua grazia versa su di me, il tuo amor non cambia. Sei lo stesso per sempre, il tuo amor non cambia. Se il pianto dura una notte, la gioia viene al mattino. Se arriva la tempesta,
so che mi ami, il tuo amor non cambia mai, il tuo amor non cambia. Il tuo amor non cambia. Alleluia. Non importa le circostanze, il suo amore non cambierà mai. Alleluia. Amen. Davanti a te io sono, sento il tuo amor, cerco la verità, la tua perfetta grazia mi porta qui da te. La libertà mi hai dato, la vita mia ti do, Signor, così sto davanti a te, alzo la mia voce, mi liberi, si proclama il nome tuo, anche sui tetti griderà che sono tuo, sono tuo. Per tutto ciò che fai per me, alzo le mani e vedo e mi inginocchio solo per star davanti a te. Al mondo intero io dirò di tuo amore, il tuo valore, ed io mi inginocchio a te, alzo le mie mani e mi liberi, si proclama il nome tuo, anche sui tetti griderò che sono tuo, sono tuo. Tutto ciò che ho, tutto ciò che ho, lo metto nelle mani tue e sono tuo, sono tuo. Sono qui per stare accanto a te, solo tu sei Signore eterno Dio, Signore eterno Dio. Innalzalo, sono qui per stare accanto a te, solo tu sei Signore eterno Dio, Signore eterno Dio. Si proclamo il nome tuo, anche sui tetti griderà che sono tuo, sono tuo. Tutto ciò che ho lo metto nelle mani tue e sono tuo, sono tuo. Apparteniamo a te, siamo tuoi, alleluia. Amen. Io
chiederò a Lidia di venire a fare le offerte. Grazie. Amen. Alleluia. Pace, fratelli, sorelle, questa mattina. Buongiorno. La pace del Signore sia in mezzo a noi, con ognuno di noi. Amen. È meraviglioso poterci ritrovare tutti insieme in koinonia nella casa del Signore, il posto che Lui ha separato per lodare il suo nome. Amen. Non so se voi aspettate la domenica così come l'aspetto io per poterci radunare, perché sapete che tanti non hanno questa possibilità. In tanti non abbiamo questa possibilità di poter essere insieme per lodare il Signore e per poter fare questo che faremo adesso, portare al Signore ciò che Lui così amorevolmente ci ha donato. Ha provveduto a ognuno di noi, ci ha dato il mangiare, ha dato il vestito, ha dato per coprire le spese, per pagare gli affitti, per pagare le bollette. Amen. È così. Amen. Allora noi, quando veniamo alla casa del Signore, io vi invito a aprire la vostra parola, la vostra Bibbia nel libro di Seconda Corinzi, capitolo 9. Leggeremo nel versetto 6. Seconda Corinzi, capitolo 9, versetto 6. Leggiamo la parola del Signore. In reverenza Lui dice: ora dico questo: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente. Chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Dia a ciascuno come ha deliberato in cuor suo, ma non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Abbiamo letto tante volte questo verso, tante volte. L'Apostolo Paolo qui esortava la Chiesa in questo capitolo ad essere pronti, perché lui stava venendo con altri fratelli di un'altra città, ad essere pronti per non far, parafrasiamo, diciamo così, brutta figura con coloro che lui stava venendo. Ma noi diciamo: Signore, tu ami il donatore gioioso, perché se noi andiamo e retrocediamo nel tempo, noi vediamo che l'amore più grande che è stato espresso del nostro, e proprio viene dal nostro Signore, che ha donato il suo proprio figlio nella croce per noi. E poi se andiamo a vedere tutti i giorni della nostra vita, quando ci svegliamo, respiriamo senza bisogno di una bombola di ossigeno. Il nostro cuore batte senza nessun problema. E quando noi veniamo alla casa del Signore, il popolo di Dio deve essere abituato a non venire all'altare con le mani vuote. E non solo si parla dell'economia, ma di portare il tuo cuore come sacrificio veramente che bruci nell'altare del Signore. Poi l'offerta è solo il risultato, perché il Signore moltiplica il frutto delle tue mani. Amen. E allora quando si dona al Signore, si dona con gioia, non pensando cosa farà il pastore, la pastora o la chiesa con i soldi che noi doniamo, perché il Dio nostro è il proprietario dell'oro e dell'argento. È vero, è così. E quindi se il tuo Dio, che è il proprietario dell'oro e dell'argento, che ha dato a te e ha coperto tutte le cose delle quali tu hai necessità, questo deve essere solo il risultato di quello che veramente c'è seminato in cuor tuo. Quanto ami il Signore, quanto curi la sua opera, l'opera che va avanti per spargere il Vangelo di Dio, perché altri possano sentire la gioia che hai provato quando hai accettato Cristo e quando ti ricordi che Lui è morto per te. Amen. Mettiamoci in piedi, preghiamo il Signore e poi passiamo con gioia, ricordando che il Signore ama il donatore gioioso. Amen. Signore, noi benediciamo questo momento sacro e ti ringraziamo perché anche oggi noi possiamo offrire a te del bene che viene dalle tue mani, Signore. Solo dal bene che viene dalle tue mani noi ti ridiamo, Padre, noi offriamo a te. E noi ti preghiamo che tu possa moltiplicare abbondantemente
nelle case di ognuno dei tuoi figli, provvedendo a ogni bisogno, Signore. Moltiplica le forze, moltiplica in salute, moltiplica, Signore, in pace. Nel nome del tuo Figlio amato Cristo Gesù, noi portiamo le nostre offerte per l'avanzamento della tua opera e ti ringraziamo, Padre. Amen e amen. Passate con gioia, fratelli. Amen. Tu sei qui, ti muovi fra di noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, lavori in mezzo a noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, ti muovi fra di noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, lavori in mezzo a noi, adoro te, adoro te. Ti chiamiamo miracoloso, apri il cammino, compie promesse, luce nell'oscurità, mio Dio, questo è ciò che sei. Miracoloso, apri il cammino, compie promesse, luce nell'oscurità, mio Dio, questo è ciò che sei. Tu sei qui. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, guarisci ogni cuore. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, trasformi
anche se io non vedo lavoro, anche se non lo sento, lavorerai per l'eternità, lavorerai per l'eternità, anche se io non vedo lavori, anche se non lo sento, lavorerai per l'eternità, lavorerai per l'eternità, anche se io non vedo lavori, anche se non lo sento, lavorerai per l'eternità, lavorerai per l'eternità, anche se io non vedo lavori, anche se non lo vedo lavorerai per l'eternità, miracoloso, apri il cammino, compie promesse, luce nell'oscurità, mio Dio, questo è ciò che sei. Oh, miracoloso, apri il cammino, compie promesse, luce nell'oscurità, mio Dio, questo è ciò che sei. Oh, apri il cammino, compie promesse, luce nell'oscurità, mio Dio, questo è ciò che sei. Lui è per noi miracoloso, apri il cammino, compie promesse, luce nell'oscurità, mio Dio, questo è ciò che sei, 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 questo è ciò che sei. Miracoloso, apri il cammino, compie promesse, luce nell'oscurità, mio Dio, questo è ciò che sei. Canta con fede. Miracoloso, apri il cammino, compie promesse, luce nell'oscurità, mio Dio, questo è ciò che sei. Sei luce nell'oscurità, questo è ciò che sei. sei tutto, tutto, tutto per Miracoloso, noi. apri il cammino, Compie promesse, luce nell'oscurità, mio Dio, questo è ciò che sei. Alleluia. È geloso di me, il suo amore è come un uragano e mi arrendo al vento della sua misericordia. E poi all'improvviso non vedo più le mie afflizioni, vedo solo la gloria. E vedo quanto meraviglioso Lui è e quanto ci tiene a me. Oh, Egli mi amò. Oh, Egli mi ama. Egli mi amò. Egli mi amò. Oh,
dentro di me. Il suo amore è come un uragano e mi arrendo al vento della sua misericordia. Poi all'improvviso non vedo più le mie afflizioni, vedo solo la gloria e vedo quanto meraviglioso Lui è e quanto ci tiene a me. Oh, Egli mi amò. Oh, Egli mi ama. Egli mi amò. Egli mi il suo sguardo di grazia ci porta alla salvezza. Se la grazia è un oceano e stiamo annegando, il cielo invade la terra come un bacio appassionato, il mio cuore scatta forte, il mio petto accelerato. Non perderò più tempo con i sentimenti quando penso mi ama.
che sei. Prostrate ad adorare, cantare la canzone alla me. Chi ci ha preceduto e chiunque crederà, canta la canzone alla me. Il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è più sopra di ogni nome, di ogni potenza, di troni e domini
per sempre. Tu sempre sarai santo, santo per sempre. Santo sei, Il tuo nome è il più alto. la tua chiesa ti Il tuo nome è il più adora. grande. Santo, E il tuo nome è santo. adorato qui. Il tuo nome è al di sopra di ogni cosa, di ogni Solo problema, ogni tu sei difficoltà. santo. C'è il tuo nome, è il tuo nome. Nel tuo nome c'è guarigione, nel tuo nome Il tuo c'è nome è il più alto, salvezza, Signore. nel tuo Il tuo nome nome è c'è innalzato speranza. Santo, santo La sei. tua chiesa canta a te. La chiesa La canta chiesa canta a santo. te. Sia adorato Santo oggi qui, sei. Signore. Sia adorato Santo oggi sei. qui. Innalza il tuo canto a Innalza il suo Lui. nome. Innalza il tuo canto a Lui. 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 Tu sei al di sopra di ogni Innalza felicità il tuo che sto canto a vivendo. Tu sei al di Lui. sopra. La mia speranza È il tuo nome che noi sei stiamo tu. dichiarando stamattina, Signore. Alleluia. Dall'inizio alla fine, è il tuo nome che viene innalzato in questo luogo. Perché sei santo. Dal momento in cui apriamo queste porte, chiudiamo queste porte, è il tuo nome innalzato qui. Alleluia. Vieni, prendi il tuo posto, Signore, riceve la nostra lode. La tua chiesa È il nostro ti adora. cuore consegnato a te stamattina. Ricevi la nostra lode come un profumo gradevole. Perché tu sei Al di sopra, santo. al di sopra di ogni cosa sei. Solo tu sei santo. Perché tu sei santo. Solo tu sei santo. Oh, per adorarti io vivo, per adorarti io vivo, io vivo, per adorarti io vivo, per adorarti io vivo. Solo per te. Cantiamo questo pezzo insieme, amen. Per adorarti io vivo. Dichiara al Signore. Per adorarti io vivo, per adorarti io vivo. Dice il Signore, soltanto per adorarti. Per adorarti io vivo, per adorarti io vivo, per adorarti io vivo. Per adorarti
Alleluia. Amen. La gloria sia a te, Signore. La gloria sia a te oggi e eternamente. Perché noi ti amiamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Solo tu sei degno, solo tu sei santo, meraviglioso. E noi onoriamo, glorifichiamo il tuo nome. Alleluia. Amen. Amen. Ringraziamo il Signore. Amen. Alleluia. Gloria sia il tuo nome. Amen. Vorrei chiamare Luca qui, che ci porterà la parola. Amen. Amen. Buongiorno Chiesa, buongiorno fratelli, buongiorno a tutti, buongiorno a chi è nuovo qua. Posso sapere chi è nuovo qua oggi? Alzate le mani. Buongiorno Rita, buongiorno a tutti voi, è un piacere avervi qua. Io non sono il pastore della Chiesa, oggi avete me come chi porta la parola, ma gloria a Dio per le vostre vite, che possa essere la prima di una lunga serie qua insieme a noi. Amen. Un saluto a chi ci sta guardando da casa, non so, l'ho già detto, un saluto ancora a chi ci guarda da casa, che lo Spirito Santo possa parlare ai cuori qua come a voi a casa. Amen. Siamo qua, fratelli, per adorare il Dio vivente, il Dio che vive in mezzo a noi, e dove Dio vive c'è guarigione, c'è rinnovamento, c'è cambiamento. E allora io ti invito. Ho sentito un pastore che diceva: arrivare qua in chiesa è il primo passo che noi facciamo, ma non è abbastanza. L'importante è rimanere svegli e ascoltare ogni parola che lo Spirito parla, perché la parola è vita e la parola porta cambiamento. Amen. E allora che lo Spirito possa parlare ai vostri cuori. Fratelli, questa settimana il mondo ha festeggiato la festa della famiglia. E allora oggi noi parliamo della famiglia. Sappiamo che la famiglia è nei piani di Dio fin dall'inizio, e la famiglia è una cosa, un'unità che Cristo ha nel suo cuore. Amen. Il giorno della famiglia, pensate, è stato fondato nel 94. La festa della famiglia è stata fondata nel 1994, recentissima. Il mondo ha capito che doveva studiare e capire i problemi della famiglia pochissimi anni fa. Dio questo l'aveva già pensato tanti anni fa. Amen. La Costituzione italiana riconosce i diritti della famiglia fondata sul matrimonio. Adesso stanno cambiando un po' le cose, ma famiglia fondata sul matrimonio. La famiglia ha un'esistenza autonoma, preesistente, indipendente. Non è lo Stato che crea la famiglia, ma lo Stato se ne prende cura in certi aspetti. Amen. Ed è bello vedere come il mondo sta iniziando a prendersi cura di cose che Dio si è preso cura fin dall'inizio. Vediamo un attimo come Dio ha iniziato. Genesi 1:1, per favore. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Dopo ha creato e tutte le cose che hanno una fine. Dal principio vuol dire che da quel momento Dio crea tutto quello che noi oggi vediamo qua, ed sono tutte cose che hanno una fine, perché noi da qua andiamo via. Amen. Ha creato il giorno e la notte, ha creato il cielo e la terra, piante, erba, pesci, animali. Quando aveva creato tutto quello che poteva servire all'uomo, in Genesi 1:26 ha detto, 1:26, Genesi 1:26, poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. A nostra immagine e a nostra somiglianza. A chi dobbiamo assomigliare noi, fratelli? Noi dobbiamo seguire gli insegnamenti di Gesù. La nostra vita deve rispecchiare gli insegnamenti che Dio ci ha lasciato. Amen. E dopo aver fatto l'uomo, in Genesi 2:18
Dio si è reso conto di una cosa, Genesi 2,18. Poi l'Eterno Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, e gli farò un aiuto che gli sia convenevole. Ha creato la donna. Amen. Genesi 2, 21, 22, 23. Allora l'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo che si addormentò, e prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. E l'Eterno Dio, con la costola che aveva tolto all'uomo, formò una donna e la portò all'uomo. E l'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella allora chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Amen. Dio ha creato l'uomo e la donna. La donna è stata creata dopo perché potesse essere d'aiuto all'uomo, non perché sia un accessorio all'uomo, ma perché assieme l'uomo e la donna possano glorificare il nome di Dio nelle loro azioni. Un aiuto in tutte le cose che loro si trovano ad affrontare. Amen. Poi Genesi 2,24. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie. Si forma la famiglia. Genesi 1,28. Genesi 1,28. E Dio li benedisse e disse loro: crescete, moltiplicate, riempite la terra. Amen. Dio li ha benedetti e rendetevela soggetta a dominare sui pesci del mare. Dio ha benedetto l'uomo e la donna perché andassero nella terra, moltiplicando e usando tutto quello che il Signore aveva messo a nostra disposizione. La prima famiglia però è stata Adamo ed Eva. Purtroppo non è stato proprio un esempio perfetto. Purtroppo Adamo ed Eva come famiglia non sono stati ubbidienti alla parola del Signore, hanno portato il peccato sul mondo. La famiglia di Adamo ed Eva era composta poi da 2 figli, Caino e Abele. Noi sappiamo che Caino si è macchiato del primo omicidio biblico. È stata proprio una famiglia che non ha seguito le indicazioni del Signore, ma gloria a Dio perché Dio non ha perso la voglia di dar fiducia alla famiglia, di credere nella famiglia. Amen. L'uomo va, incomincia a riempire il mondo, incomincia a riempire la terra, incomincia a vivere, non più seguendo le indicazioni di Dio, ma incomincia a sviare. E questo mi fa vedere tanto il mondo di oggi, come noi stiamo vivendo oggi, fratelli. Pensate come noi viviamo oggi. Ancora a quei tempi l'uomo stava già camminando nel peccato, nello sbaglio, si era già separato dal Signore. Genesi 6, 7. E l'Eterno si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E l'Eterno disse: io sterminerò sulla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili e agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti. Amen. Ci rendiamo conto, fratelli, di come l'uomo ha deluso Dio, di come l'uomo creato da Dio, ogni cosa Dio aveva messo nelle mani dell'uomo, come l'uomo è riuscito a deludere il Signore. Il Signore ha detto: lo sterminerò. Ma in Genesi 6, 8, 9 c'è una famiglia che trova grazia agli occhi del Signore, la famiglia di Noè. Noè, la moglie, 3 figli, Cam, Sem e Jafet, con le loro mogli. Leggiamo Genesi 6, 8, 9. Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Questa è la posterità di Noè. Noè fu un uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Amen. Noè camminò con Dio ai suoi tempi. Noè trova grazia agli occhi di Dio, un uomo giusto, giusto secondo la giustizia di Dio, integro, un uomo che sa come seguire moralmente, che non si svia, irrepressibilmente retto nel suo cammino.
a quei tempi, ai tempi in cui tutta l'umanità si stava sviando, tutta l'umanità stava cadendo nel peccato, nello sbaglio. Fratelli, non conformatevi. Paolo ci insegna: non conformatevi a questo mondo. Il mondo di oggi sta sbagliando, il mondo di oggi sta camminando lontano dal Signore, ma il Signore ci chiama: non conformatevi a questo mondo, siate rinnovati mediante lo Spirito Santo. Amen. Genesi 6,14. Noè aveva una profonda relazione col Signore, Noè parlava con Dio. Noè, paragonato sulla Bibbia, Noè viene paragonato a Enoch, a Elia, persone che sono state portate in cielo senza passare per la morte, persone che Dio amava, che la Bibbia dice vengono portate in cielo senza passare per la morte, persone che avevano relazione, comunione, intimità col Signore. Noè parlava col Signore e in Genesi 6,14 il Signore gli ordina: fatti un'arca di legno, falla a stanze, spalma di pesce dentro e fuori. Non lo leggo neanche tutto, grazie. Il Signore ordina a Noè: fatti un'arca, perché io voglio salvare la tua famiglia, io ho ancora fiducia nella famiglia, io voglio sterminare tutto il mondo, voglio ricominciare da capo e userò la tua famiglia per farlo. E guardate il Dio che noi serviamo, il Dio del dettaglio, il Dio che si prende cura di ogni piccola cosa. Gli dice: fatti l'arca, e gli dice come deve essere fatta quest'arca. Lunga 135 metri, alta 14 metri, divisa in 3 piani, una capacità di 40.000 metri cubi, pari a 522 vagoni di treno. La Bibbia dice questo, insomma. Dio si prende cura di ogni dettaglio, non lascia niente al caso, non lascia che siamo noi a prendere decisioni, Lui si prende cura di tutto quello che noi dobbiamo fare. E Noè inizia a fare l'arca, mentre tutti gli abitanti prendono in giro Noè, lo deridono perché dicono: siamo in montagna, come fa ad arrivare l'acqua qua? Ma cosa vuoi che succeda? Ma come puoi pretendere che l'acqua sommerga tutto? Ma vai te, tuo Dio. Tutti deridono Noè. Ma l'acqua arriva, fratelli. In Genesi 6,22 leggiamo che Noè non ha dubitato nemmeno un giorno. Lui e la sua famiglia non hanno dubitato, si sono messi all'opera e hanno fatto tutto quello che gli diceva il Signore. Tutto quello che il Signore gli diceva, loro l'hanno fatto. Sono saliti sulla nave, sulla barca, sull'arca. L'acqua è arrivata, 40 giorni, 40 notti di acqua, tutto sommerso, 150 giorni solo acqua. C'era un'unica barca che galleggiava qua e là. Dopo 150 giorni hanno incominciato a defluire le acque e dopo mesi è spuntata la terra, è rispuntato il mondo terreno. E Dio dà il permesso a Noè di uscire, dice: esci, tu e la tua famiglia. Amen. E in 8:20 questo leggiamo: Noè costruisce, una volta messo i piedi fuori, Noè edificò un altare all'Eterno, prese ogni specie di animali pure ed ogni specie di uccelli puri e offrì olocausti sull'altare. Noè dà gloria al Signore. Pensate la fede che ha avuto questa famiglia, l'ubbidienza che ha avuto questa famiglia, la sfida che ha dovuto sopportare fino a questo punto. E non è ancora finito, perché adesso sono sul mondo soli. Sono rimasti 8 persone a dover ricominciare le cose. E lui dà gloria al Signore, fa un altare per il Signore, perché la promessa del Signore è stata mantenuta fino a questo punto, dice Noè, ed è convinto che ancora sarà mantenuta. Genesi 9:1. E Dio benedisse Noè e i suoi figli. No, ma c'era un altro che volevo leggere prima. Scusate. Scusate, perché appena si sale qua, fratelli, sento le gambe che tremano. Ma Genesi 8, 21, 22. E l'Eterno sentì un odore soave. L'Eterno disse in cuor suo: io non maledirò più la terra
ha ragione dell'uomo, poiché i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza, e non colpirò più ogni cosa vivente come ho fatto. Amen, alleluia. Questa è la promessa che abbiamo ancora oggi, fratelli. Questa è la promessa che Dio ha fatto a Noè, ma che vale ancora oggi per noi, fratelli, perché Dio si è accorto che il nostro cuore purtroppo è malvagio, il nostro cuore purtroppo rischia di allontanarsi da Lui con molta facilità. E guardate Genesi 9:1. E Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: crescete, moltiplicate e riempite la terra. Chissà che dei figli di Noè parte la radice dell'uomo che conosciamo oggi. I figli di Noè si dividero. Da Cam derivano i popoli del Sudafrica, Sud e Nord Africa. Da Sem i popoli dell'Oriente, ebrei, assiri. Da Jafet gli indoeuropei salirono fino alle coste del Mediterraneo. Pensa, una famiglia, 8 persone che non hanno dubitato della parola del Signore, che hanno ubbidito alla parola del Signore. Cosa hanno creato? Da loro deriviamo noi. Dalla loro ubbidienza possiamo noi ancora oggi dare gloria al Signore. Amen. Dio inizia con Adamo ed Eva, sbagliano, Dio dà ancora fiducia alla famiglia e un'altra famiglia per iniziare, e gloria a Dio perché il mondo ancora oggi vive. Ebrei 13:8. Dio è lo stesso ieri, oggi, domani. Amen. Seconda Pietro 3:9. Seconda Pietro 3:9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia, ma Egli è paziente verso di voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Amen. Abbiamo detto, Gesù non è ancora tornato perché vuole aspettare che tutti cambino, che tutti conoscano la sua parola, che tutti si ravvedano a Lui. Amen. Alleluia. Fratelli, questo lo dice spesso Daniel, ma lo dico anche oggi. Noi serviamo un Dio vivo, un Dio creativo, un Dio di amore, un Dio di festa. Io voglio sentire la Chiesa che grida amen, che grida gloria a Dio, che dà gloria al Signore. Alleluia. Non voglio vedere una Chiesa triste, una Chiesa che si addormenta. Cercherò adesso che ho fatto l'introduzione, cercherò di svegliarvi. Dio ha fiducia ancora oggi delle famiglie, fratelli. Come stiamo vivendo noi? Come sta vivendo la tua famiglia oggi? Amen. È importante avere un rapporto, una relazione col Signore. Mariti messi a guidare. La Bibbia dice il marito è la guida della famiglia. Ma prima di ogni cosa il marito deve essere guidato dal Signore, deve cercare il Signore. Mariti che cercano il Signore per poter essere guide alla famiglia. Colossesi 3, 18, 19 e 20. Colossesi 3, 18, 19 e 20. Mogli, siate soggetti ai vostri mariti come si conviene al Signore. Mogli, non siete mariti, non amate le vostre mogli e non vi inasprite contro loro. Figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa. Ce n'è per ognuno, marito, moglie, figli, in ogni cosa, come conviene al Signore, come ci ha insegnato il Signore. In ogni cosa facciamo quello che il Signore ci ha insegnato di fare. Amen. La famiglia deve spingere verso una direzione unica. La famiglia deve avere il desiderio di andare verso una direzione unica. Chi si ricorda la storia di Giobbe, la moglie di Giobbe? La moglie di Giobbe si allontanò, disse maledici tuo Dio, ed è fuggita via. Ma Dio ha dato un'altra moglie a Giobbe, altri figli a Giobbe, ha ricomposto la famiglia di Giobbe. Dio ama la famiglia e Dio fa tutto perché la famiglia vada secondo la sua volontà. In Efesini 5:25 dice amate come Gesù ha amato. Ama tua moglie, ama tuo marito come Gesù ti ha amato. Gesù ha dato la sua vita per te.
Fai lo stesso per tua moglie, per tuo marito, per tuo figlio. La famiglia è la cosa più importante che Dio ha messo nelle nostre mani, nella nostra vita. La moglie, ripetiamo, 1 Corinzi 11, 12. Che sia ben chiaro, la moglie non è un oggetto a servizio del Signore, perché tanti prendono qualche parolina della Bibbia per usarla a favore, per dire che Dio è un Dio maschilista. D'altronde nel Signore né la donna è senza l'uomo, né l'uomo è senza la donna, poiché siccome la donna viene dall'uomo, così anche l'uomo esiste per mezzo della donna e ogni cosa è da Dio. Amen. L'uomo e la donna valgono lo stesso prezzo davanti al Signore, sono uguali davanti al Signore. Amen. Non c'è preferenza per il Signore e Dio li ha fatti, li ha uniti perché vadano avanti nello stesso proposito. In 1 Corinzi 7,5 Signore e Paolo ci dice: siate in accordo. Nel versetto proprio qua leggiamo 1 Corinzi 7,5: non vi private l'un dell'altro se non di comune consenso per un tempo, affin di darvi alla preghiera e poi ritornare assieme. Non vi private, ma anche ogni cosa sia fatta in accordo, ogni decisione sia presa in accordo. La famiglia deve comunicare, la famiglia deve vivere nello stesso proposito. Amen. Noi sappiamo che marito, l'uomo, la donna sono diversi, il marito è diverso dalla donna, il marito dà importanza a cose diverse della donna. Ma donne, abbiate pazienza. Quando parlate il marito dice sì e dopo cosa ho detto e non si ricorda dopo un minuto. Non vi inasprite. Dio ci ha fatto diversi e ci ha messo assieme perché possiamo andare avanti assieme. Leggiamo questo, Proverbi 21:9. Proverbi 21:9. Meglio abitare sul canto d'un tetto che in una gran casa con una moglie rissosa. Alleluia. Donne, mantenete la calma. Mariti, mantenete la calma. Le parole aggressive, le parole dure portano solamente cattiveria, portano solamente contrasto. In 1 Timoteo 5,8 Paolo ci insegna come dobbiamo prenderci cura della nostra famiglia, 1 Timoteo 5,8. Che se uno non provvede ai suoi e principalmente a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore dell'incredulo. Amen. Come prima cosa, prenditi cura della tua casa, della moglie, dei figli, la tua priorità. Una volta che Dio ti ha dato la famiglia, una volta che hai composto la tua famiglia, la cosa più importante è prendersi cura della famiglia. Non deve mancare niente del materiale, delle cose materiali, ma tanto più non deve mancare niente delle cose spirituali. Amen. Parlare di Dio, avere Dio nella nostra famiglia. Anche quando arrivano i figli, Dio benedice quei figli. Essere esempio per i figli. Proverbi 22:6. Inculca al fanciullo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne dipartirà. Insegna al ragazzo finché è giovane cosa deve fare, anche quando sarà vecchio lui saprà cosa fare. Amen. Mai parlare male, mai parlare in modo sconveniente del marito, della moglie, anche quando i colleghi, quando sei coi colleghi, hai avuto una discussione a casa con tua moglie, non andare in fabbrica dove lavori e parlare male di tua moglie. Perché l'esempio che dai è un esempio che ti si girerà contro. I colleghi rimarranno di quell'immagine di tua moglie, di tuo marito. Mai parlare male della moglie o del marito. Sono gli uomini e le donne che Dio ha messo al tuo fianco, che Dio ha messo nella tua vita, perché tu possa camminare assieme con loro. Nelle nostre case, fratelli, deve esserci un profumo, un balsamo di pace, di amore. Il Signore
deve essere presente nella nostra famiglia. Ripeto ancora, non conformatevi al mondo. Se il mondo sta sbagliando, non facciamo le stesse cose. Quando noi parliamo male di qualcuno, fratelli, e figlio nostro si sente, noi stiamo autorizzando il nostro figlio a mancare di rispetto a quella persona. Se il nostro figlio sente che noi manchiamo di rispetto a una determinata persona, noi stiamo autorizzando lui a fare la stessa cosa. Non possiamo permetterci di fare questi sbagli, fratelli. Non possiamo permetterci di scandalizzare il figlio. C'è un esempio molto bello, Matteo 18,6. Chi conosce lo scandalo di Noè col figlio Cam? Avete mai sentito parlare? Fratelli, quando il mondo era iniziato, la vita era iniziata, Noè si è messo a coltivare la terra e faceva il vino, aveva una vigna, faceva il vino. Una sera beveva, bevendo, si è ubriacato. Si è buttato nudo lì in casa. Il figlio Cam è entrato in casa e ha visto la nudità del padre e ha iniziato a deriderlo, ha iniziato a prenderlo in giro. Noè adirato si è alzato maledendo suo figlio, dando colpa a suo figlio. La colpa non è del figlio, è del padre che si è fatto vedere ubriaco, che si è fatto vedere nudo davanti al figlio. Non diamo colpe che i figli non hanno, fratelli. Non diamo peso ai figli che loro non hanno, fratelli. Impariamo a camminare seguendo gli insegnamenti del Signore. Amen. Matteo 18,6. Questo è molto forte con me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che fosse appeso al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel fondo del mare. Amen. Il Signore ama i bambini, il Signore ama i figli che mette nella tua casa. E questo è quello che dice il Signore a chi provoca scandalo ai bambini, a chi non sa comportarsi con i bambini. Amen. Allora non diamo peso. Ma mio figlio non vuole più pregare, ma mio figlio non vuole più venire in chiesa. Come prima cosa noi dobbiamo farci vedere appassionati di Gesù, appassionati del Signore. Il nostro compito è parlare di Gesù dentro casa nostra. Il nostro compito è che Dio sia presente in ogni momento dentro casa nostra. Nel mangiare, nel riposare, nel stare, Dio fa parte della nostra famiglia. Allora che il figlio possa crescere vedendo i genitori appassionati per Gesù, appassionati per la Chiesa, in modo che lui abbia desiderio di venire in Chiesa, di far parte della Chiesa. Amen. Mio figlio non vuole venire in Chiesa, mio figlio non vuole più pregare. Allora, se è piccolo, ti dico una cosa: Dio ci ha dato due cose per educare i figli: autorità e tempo. Tempo da dedicare ai figli e insegnargli la via da seguire, e autorità. Se il figlio è piccolo, tu hai autorità per svegliare tuo figlio e portarlo in chiesa. Tuo figlio non può essere lui che decide cosa deve fare. Amen. Tu hai l'autorità e il dovere di portare tuo figlio in chiesa perché lui cresca nella casa del Signore. Se il figlio è già grande, molto probabilmente abbiamo sbagliato prima, ma possiamo porre rimedio. Pastora Mariana domenica mi sembra che ha detto una cosa simile. Allora, se il figlio è grande, non viene in chiesa, non vuole pregare, se il marito non vuole venire in chiesa, se il marito non vuole pregare, basta parole che rischiano di peggiorare la situazione. Basta parole che rischiano di allontanare ancora di più tuo figlio dalla chiesa. Incomincia a prendere autorità che Cristo ti ha dato. Amen. Nel nome di Dio tu hai autorità per alzare la tua mano e dichiarare perché tuo figlio possa venire in chiesa. Hai autorità per dichiarare che tuo figlio frequenti le compagnie giuste. Hai autorità per scacciare ogni pensiero sbagliato che si è messo nella testa di tuo figlio. Prega. La pastora Mariana ha detto: entra nella camera quando non c'è tuo figlio. Tuo figlio non deve vederti che preghi per lui, ma tu prega per lui. La preghiera di una madre, di un padre è ascoltata dal Signore. Amen. Allora dedica tempo alla preghiera per il bene di tuo figlio e col tempo vedrai che tuo figlio farà parte di questa famiglia. Amen. La situazione è pesante, fratelli, la situazione non ce la faccio più, no?
il nemico mette pensieri sulla mia bocca, sulla mia testa, e arriva la voce della separazione, del divorzio. Dio non ti ha messo perché tu chieda di cambiare posto. Dio ti ha messo su quel posto perché tu possa cambiare la situazione. Non chiedere a Dio di cambiarti da quella situazione, ma prendi autorità e cambia tu la situazione dentro la tua casa. Amen. Prendi autorità, fratelli. La Bibbia ci insegna: la lingua ha potere di vita e di morte. La nostra lingua ha potere di benedire e maledire, fratelli. Impariamo a usare la nostra lingua per la gloria del Signore, perché la nostra famiglia cresca in armonia col Signore. Amen. E ricorda, Satana vuole rovinare, il nemico vuole rovinare le famiglie che vivono in Cristo. Se tu non vivi in Cristo, se tu sei lontano da Cristo, il nemico non ha motivo di venire a disturbare la tua vita. Tu sei già con lui. Il nemico viene quando tu hai una vita con Cristo, quando la tua famiglia vive in Cristo, il nemico viene a disturbare. Ma chi vive in te è più forte di chi vive contro di te. Alleluia. Allora ricorda, chi vive in te è più forte di chi vive contro di te. Amen. Arrivano gli amici a casa, fratelli. Come siamo noi dentro casa? Cambiamo in base a chi ci viene a trovare. Viene il fratello della chiesa, cerchiamo di tirare via le cose che ci possono che possono crearci qualche disturbo. Arriva e siamo tutti per Dio, preghiamo prima di mangiare, gloria a Dio per ogni cosa. No, siamo figli modelli, no, tutto è Cristo. Arriva il tuo collega di lavoro, il tuo amico di infanzia, sei quello che eri 20 anni fa. I peccati di 20 anni fa, i vizi di 20 anni fa, il tuo modo di parlare di 20 anni fa. Non cambiamo in base a chi viene a trovarci. Diamo esempio che Cristo ha cambiato la nostra vita e noi siamo persone diverse. La parola ci insegna, siamo cose nuove. Amen. E imparare come genitore a dire sì, ma a dire anche no. Questo la dedico ai ragazzi. Proverbi 6:20. Proverbi 6:20. Perché stiamo parlando marito, moglie, i compiti del marito, i compiti della moglie, ma figliolo mio, osserva i precetti di tuo padre e non trascurare gli insegnamenti di tua madre. Amen. Ascolta, figli, ascoltate i genitori. I genitori non hanno i capelli bianchi per niente, fratelli. I capelli bianchi sono anni passati, sono esperienze vissute. I genitori parlano per il vostro bene. Ricordate sempre che dopo Dio la persona che ti ama di più è tua madre. Se tua madre ti dice una cosa, lo fa per il tuo bene. Amen. Alleluia. E tieni sempre un posto in casa per Dio. Dio deve far parte in ogni momento della nostra vita. Fratelli, abbiamo detto, il nemico viene a disturbare, il nemico viene a rovinare la nostra camminata col Signore. Ma la fede in Dio ci porta a vedere le cose che ancora non sono avvenute. Aver fede in Dio è vedere le cose che ancora non ci sono, dichiarare le cose in base a come noi vogliamo il nostro futuro. Amen. Non aspettare che qualcuno preghi per te, prega tu per la tua famiglia. Amen. Voglio dirvi un paio di cose, fratelli. La fede in Dio ci porta a guardare, no? Quello che Dio ha già fatto nella nostra vita, quello che Dio fa per la nostra vita. Prima voglio dire una cosa. Ai propositi,
Quando c'è un proposito nella famiglia, noi sappiamo che Dio in genere mette un proposito, un ministero per tutta la famiglia, perché la famiglia possa camminare assieme in Cristo. Ma può capitare che un ragazzo, un marito abbia una chiamata, musicista, fa parte della lode, e la moglie no. La moglie deve incoraggiare il marito a far parte, il figlio a far parte. Non deve essere gelosa se il marito ha una chiamata e la moglie no. Non deve sentirsi di meno se appoggia. Tu sei chiamata ad appoggiare, o il marito è chiamato ad appoggiare la moglie nel ministero che gli ha dato, a incoraggiarla a far sempre meglio. Amen. Quando Satana alza la voce contro la tua vita, questa è bella. Quando Satana alza la voce, alza una parola contro di te, ricordati che Dio ne alza 2 in favore tuo. Alleluia. Nella parola di Dio leggiamo che quando Satana è stato scacciato dal cielo, 1/3 degli angeli è stato mandato via con lui. Se 1/3 degli angeli è stato mandato via, vuol dire che i 2/3 sono ancora là, che lavorano per noi, che danno gloria a Dio e combattono per la nostra vita. Alleluia. Allora se Satana alza una voce contro di te, Dio ne alza 2 in tuo favore. Alleluia. Amen. E non ascoltare la voce. Guarda quello che Dio ha già promesso nella tua vita. Giovanni 8:32, conoscerete la verità vi renderà liberi. Seconda Corinzi 5:17, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate una cosa nuova. Romani 8:17, se siamo figli siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo, per essere glorificati con Lui. Alleluia. Romani 8:37, ma in tutte queste cose siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato. Alleluia. In tutte queste cose siamo più che vincitori. Alleluia. Prima Corinzi 6:19, il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo messo in voi da Dio. Alleluia. Il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è stato messo in voi e lavora in voi, lavora in noi. Porta rinnovamento, porta cambiamento, porta da dare gloria al Signore. Alleluia. Ma noi dobbiamo impadronirci di queste parole, fratelli. Io lo dico sempre questa cosa: noi non possiamo leggere questa cosa e dimenticarci appena usciamo da qua. Queste parole devono far parte della nostra vita. Quando io cammino per strada devo ricordarmi che sono più che vincitori in Cristo Gesù. Alleluia. Lo Spirito Santo è stato messo dentro di me e non viene più levato. Lavora in me per dare gloria al Signore in ogni mia azione. Alleluia. Giovanni 15:16, fate vostra questa parola: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome egli ve lo dia. Alleluia. Non siamo noi che abbiamo scelto Dio, è Lui che ha scelto noi e ci ha costituiti, ci ha formati, ci ha messo là perché noi possiamo dare gloria a Lui nelle nostre azioni di tutti i giorni. Ma noi dobbiamo prendere autorità di chi siamo nel nome di Dio, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome egli ve lo darà. Se la tua famiglia sta andando male, prendi autorità e chiedi al Padre: Padre, io non accetto che nella mia famiglia ci sia la parola separazione. Io non accetto che nella mia famiglia si parli di divorzio. Tu ci hai messo assieme e noi vogliamo vivere assieme, dare gloria a te ogni giorno. Alleluia. Fai possibile perché la tua vita continui con la famiglia che Dio ha messo in te, per te. Alleluia. Adesso leggo il versetto che penso che sia uno di quelli che amo di più nella parola di Dio. Efesini 3:20. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di quello che domandiamo o pensiamo,
Alleluia. A Lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù, a colui che opera in noi, a colui che può infinitamente di più di quello che noi pensiamo e domandiamo. Noi domandiamo pochissimo, noi non abbiamo il coraggio di pregare, noi non abbiamo il coraggio di parlare di Dio, noi non abbiamo il coraggio di metterci in preghiera e chiedere, neanche per la nostra famiglia. Come pensiamo di fare la differenza per i fratelli se non abbiamo neanche il coraggio di pregare per la nostra famiglia? Parla al Padre, chiedi al Padre. La fede è creatività, noi serviamo un Dio creativo. La fede è vedere le cose ancora prima che succedano, è vedere quello che Dio farà nella mia vita ancora prima che la cosa abbia un inizio. Amen. Alleluia. La fede è certezza, Ebrei 11:1. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di realtà che non si vedono. Spero di averla detta giusta. Or la fede è certezza, dimostrazione di cose che non si vedono. È certezza che Dio farà. Oggi ancora non vedo, ma ho certezza che Dio farà. Alleluia. Fede, ubbidienza, intimità con Cristo portano amore, portano a una famiglia sana, a una famiglia che cammina secondo la volontà di Dio. Amen. Dopo, fratelli, purtroppo sappiamo i problemi arrivano, le difficoltà arrivano, ma non facciamo la cosa più grave di quello che è prima di aver provato a cambiare la cosa, prima di esserci messi in autorità come Dio ci chiede di fare. Lui dice: se dimorate in me, io dimoro in voi. Se Lui dimora in noi, noi abbiamo tutto quello che ci serve per una vita piena del suo amore, per fare le cose fatte al meglio. Amen. Ma noi dobbiamo perdere questa incredulità, fratelli. Io ho già detto tante volte questa cosa. Purtroppo la Chiesa di Cristo è stata colpita da un'incredulità, da una paura, da una vergogna, che abbiamo paura anche solo di pronunciare il nome di Gesù. Abbiamo paura di dire che amiamo Gesù, che viviamo per Gesù. Andreas, posso disturbarti un minuto? Puoi portare la testimonianza che mi hai raccontato lunedì del Garda? Vieni un attimo. Sentite questa, fratelli. Sentite questa per farvi capire le nostre famiglie come vivono, dov'è Gesù nella nostra vita. Sì, buongiorno. Mi spiace se sbaglio qualche parola. Siamo andati insieme a mia moglie l'anno scorso a Lago di Garda, a un ristorante. C'era una donna dentro che era di origine marocchino, ma lei era musulmana, ma non stava utilizzando il velo musulmano. E insieme a Natalia abbiamo iniziato a parlare con lei da quanto tempo lei stava in Italia, e lei aveva detto 20 anni, da 20 anni che stava qua in Italia, e si vedeva che le piaceva molto l'Italia, perché l'Italia, diciamo, è il paese più bello sicuramente del mondo, l'architettura, la storia, anche gli italiani sono le persone, secondo me, buono, molto speciali. E le abbiamo chiesto, ha iniziato un po' a bruciare il nostro cuore per lei, per parlare di Gesù. E abbiamo pensato che lei già non era musulmana, e le abbiamo detto: qualcuno ti ha parlato di Gesù? E lei ha detto: no, nessuno mi ha parlato di Gesù in 20 anni. Questa, fratelli, è la testimonianza. 20 anni qua in Italia, non ha mai sentito parlare di Gesù. Dove siamo noi cristiani? Dove siamo noi figli di Dio? 20 anni qua in Italia, non ha mai sentito parlare di Gesù, non conosce Gesù. Noi gridiamo qua, io questa cosa qua continuo a dirlo, noi siamo bravi a venire qua a dare gloria al Signore la domenica, ma durante la settimana, dentro le nostre case, cerchiamo Gesù,
dentro le nostre case cerchiamo il Signore come lo cerchiamo qua a quest'ora la mattina. Gesù deve far parte della nostra quotidianità, ogni giorno. C'è quell'esempio. Io dico, la nostra fede, fratelli, noi sappiamo che Dio non si può stupire di niente, noi non possiamo fare niente che fa stupire Dio. Ma a me piace pensare l'esempio del centurione, quando è andato da Gesù, quando ha chiesto preghiera a Gesù, quando ha chiesto aiuto a Gesù. La risposta di Gesù cos'è stata? Non ho mai visto una fede così grande da chi non è neanche cristiano. Non ho mai visto una fede così grande. La nostra condotta, la nostra vita, fratelli, deve stupire il mondo spirituale che è sopra di noi. Gli angeli devono dire: che fede grande ha questa famiglia. Noè, che sfida enorme ha supportato. Il diluvio, la fabbricazione dell'arca, il diluvio, e ricominciare da capo, tutto da zero, come unica famiglia rimasta sul mondo. Ubbidienza, fede, costanza. Questo è quello che Dio ci chiama anche alle nostre famiglie. Camminare in ubbidienza, in fede, vedendo quello che Lui ha già promesso nelle nostre vite. Siete più che vincitori in Cristo Gesù. Amen. Lui ha già detto che noi siamo vincitori. Noi dobbiamo camminare. Matteo 7,24. Sicuri di dove stiamo mettendo i nostri piedi, sicuri dei passi che stiamo facendo. Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Alleluia. La nostra famiglia deve essere costruita nell'amore di Cristo, nelle parole di Cristo, negli insegnamenti di Cristo, per camminare nel modo giusto, per avere i piedi fermi, fissi in Lui, perché quando arriva la prova, quando arriva la difficoltà, perché arriva, la prova arriva, possiamo star fermi in Lui, avere fede certa che Lui lavorerà nella nostra vita, avere la certezza che Lui porterà alla vittoria la nostra famiglia. Amen. Allora camminiamo sicuri nelle parole e negli insegnamenti di Cristo. Alleluia. Dio ama la famiglia è in cuor suo e Lui farà di tutto perché la tua famiglia resti viva in Cristo. E tante famiglie benedette, fratelli, cosa formano? Tante famiglie che camminano in unità nella parola di Cristo, secondo l'insegnamento di Cristo, formano la Chiesa. Alleluia. La famiglia per eccellenza, la Chiesa di Cristo. La Chiesa è una comunità spirituale, fondata sull'amore, che riunisce chi crede in Cristo, superando legami di sangue. Alleluia. L'amore che ci lega è più forte di quello che lega te e la tua famiglia di sangue. Amen. Se siamo veramente figli di Dio, se camminiamo veramente seguendo gli insegnamenti Suoi, riconoscendo Gesù, ogni persona diventa parte di questa famiglia, accolto come figlio, figlia, uniti come membra di un unico corpo. Amen. La Chiesa deve camminare unita in un'unica direzione. Se un fratello ha male, se un fratello ha problemi, se un fratello sta vivendo una difficoltà, tutta la Chiesa vive la difficoltà, tutta la Chiesa deve sentire il peso per quella difficoltà e tutta la Chiesa deve unirsi in preghiera perché la difficoltà vada via nel nome di Gesù. Amen. Fratelli, il mondo fuori si sta rendendo conto che manca qualcosa. Questa mancanza siamo noi, Chiesa, a chiamati, perché questa mancanza sia riempita. Desiderare il rinnovamento dello Spirito, desiderare che il Signore lavori in noi per portare un cambiamento grande nella nostra vita, perché noi possiamo operare nella vita degli altri. Un rinnovamento che porta amore incondizionato. Voglio leggere un versetto però, Romani 16,17. Questo qua,
perché purtroppo questo versetto qua è dentro alla Chiesa più di tante altre cose. Or vi esorto, fratelli, tenete d'occhio quelli che fomentano le dissessioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto, e ritiratevi da loro. La dico in parole semplici: or fratelli, se senti tuo fratello spettegolare di un fratello, se senti tuo fratello parlare male di un pastore, se senti tuo fratello buttare chiacchiere che non servono all'edificazione della Chiesa, fallo tacere subito. Prega per lui, allontanati da lui se lui non vuole portare cambiamento nella sua vita. Amen. Noi siamo amici di tutti, noi viviamo con tutti, ma noi non dobbiamo per forza camminare con tutti. Amen. E l'amore deve essere alla base della vita cristiana. Giovanni 15:12, Gesù dice: amate come io vi ho amato. Gesù ci ha amato fino a dare la sua vita. Noi dobbiamo amare il nostro fratello al punto di dare la nostra vita per lui. Alleluia. Giovanni 4:20, questa prima lettera di Giovanni 4:20, questa è importante, la voglio leggere. Prima lettera di Giovanni 4:20. Se uno dice io amo Dio e odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama il suo fratello che ha veduto non può amare Dio che non ha veduto. Amen. Se non ami tuo fratello, se non vuoi il bene di tuo fratello, come puoi volere passare l'eternità col Signore che non l'hai conosciuto? Amen. Se conosci Gesù, se vivi con Gesù, lo Spirito Santo porta un rinnovamento che porta cambiamento. Fratelli, non esiste una persona, un cristiano, se non c'è amore. Se una persona non ha amore per gli altri, non può ritenersi figlio di Dio. Una famiglia creata, uomo, donna, senza amore, non è una famiglia che cammina secondo gli insegnamenti di Dio. È una famiglia destinata a sgretolarsi. Una chiesa senza amore è una chiesa senza Cristo. Amen. Prima Corinzi 13, 1, 2. Sempre Paolo, il mio preferito, che ci insegna: quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho carità, divento un rame risonante o un squillante cembalo. E quando avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in mondo da trasportare i monti, se non ho carità non sono nulla. Amen. Amore per gli altri. 13, 4, 7. Leggiamo l'amore come deve essere nelle nostre vite e pensiamo se noi viviamo secondo questo amore. La carità, l'amore paziente, benigno, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. La carità, basta. Sopporta ogni cosa. Sopporta il peso dei tuoi fratelli, sopporta le difficoltà che stanno affliggendo adesso la tua famiglia e prendi autorità di chi sei in Cristo Gesù. Amen. La gente, fratelli, ha bisogno di una chiesa viva, di una chiesa vera, di una chiesa che versa amore. La gente ha bisogno di amore, la gente ha bisogno di conoscere i veri figli di Dio, disposti a sacrificarsi per gli altri, disposti a vivere secondo l'insegnamento che Cristo ci ha dato. Amen. Alleluia. E allora, fratelli, adesso, come famiglia, come corpo di Cristo, io voglio, come prima cosa, io voglio invitarti, se non hai ancora ricevuto Gesù come tuo Signore e Salvatore della tua vita e vuoi far parte della famiglia di Cristo, se tu puoi alzare la tua mano, vuoi alzare la tua mano perché un fratello venga a pregare con te, perché tu possa dichiarare Gesù come tuo Signore e Salvatore.
e far parte della famiglia di Cristo. Noi sappiamo che per far parte della famiglia di Cristo bisogna riconoscere Cristo. Il cuore accetta, vede, la bocca dichiara. Devi dichiarare di volere. E dopo vorrei che la Chiesa potesse unirsi in preghiera contro ogni famiglia che sta vivendo difficoltà, contro ogni famiglia che si sente il peso della separazione, del divorzio, si sente il peso del nemico che soffia parole sbagliate nella tua testa. Io ti invito, se hai coraggio, se non hai vergogna, vieni qua davanti perché la Chiesa possa pregare per te. Se vuoi restare al tuo posto, resta al tuo posto, ma io invito tutta la Chiesa a pregare per ogni famiglia in difficoltà in questo momento. Che noi possiamo prendere autorità e pregare. Allora io invito tutti voi a alzarvi in piedi e che possiamo pregare per dare gloria al Signore. Alleluia. Io invito, alzate la vostra voce. Non fate che io prego e voi ascoltate. Alzate la vostra voce, ognuno preghi come è capace, ognuno preghi per il bene delle famiglie, della Chiesa, per le famiglie. Se conosci una famiglia che sta vivendo difficoltà, che sta vivendo il peso dell'oppressione, prega, immagina, visualizza quella famiglia, prega per loro. Amen, nel nome di Gesù. Padre Santo, noi diamo gloria a Te, Signore, e in autorità, Papà, ci alziamo come Chiesa unita, Signore, per tutte le famiglie, Signore, di questa Chiesa, Signore, delle famiglie che sono fuori nel mondo, Signore. E in autorità, Papà, ci mettiamo, Signore, uniti per scacciare, Signore, ogni voce del nemico che si alza, Signore, contro queste famiglie, Signore, per scacciare, Signore, ogni voce che vuole sgretolare, Signore, quello che Tu hai unito, Signore. Ma noi abbiamo certezza che tutto quello che Tu hai unito, Signore, nulla riuscirà a dividere, Padre. Ogni arma fabbricata, Signore, contro di noi, Signore, non avrà successo, Signore, perché Tu, Signore, sei la nostra guida, Padre. Allora io metto ogni famiglia davanti a Te, Signore, che Tu possa provvedere a ogni bisogno, Signore, ogni bisogno economico, materiale, Signore, che Tu possa aprire ogni porta, Signore, perché ogni difficoltà, ogni pensiero sbagliato, Signore, cada nel nome potente di Gesù, Signore. Io voglio dare gloria a Te, Signore, e ringraziarti, Signore, per questo tempo, Signore, ringraziarti per la parola che hai messo nel mio cuore, Signore. Adesso, Chiesa, io ti invito, loda il Signore con questa musica, visualizza, Signore, visualizza la tua famiglia, vedi e canta questa musica in adorazione a Dio. Alleluia. Ti prego.
protegga e benedica. Amen. Alleluia. Che la benedizione del Signore sia su di noi, sulle nostre famiglie, sulla nostra vita. Che ogni cosa impossibile Lui possa fare possibile. Perché Lui può fare ogni cosa, però Lui bussa alla porta, noi dobbiamo aprire. Amen, amen. Amen. Bellissima parola, alleluia, grazie Luca, ci hai veramente parlato al cuore, ti ringrazio. I pastori vi salutano, loro sono stati invitati a andare in Svizzera, alla chiesa dei pastori Eliani, che conoscete penso, quindi saranno lì 3-4 giorni, dopo porteranno dei pastori qua a Venezia per conoscere, per visitare, per stare qua un po' insieme a loro, e quindi vi salutano. Oggi vorrei ringraziare a tutti quelli che sono qua a visitarci per la prima volta, magari alcuni per la seconda. Dio vi benedica. Quelli che vengono quando possono ogni tanto, siete sempre benvenuti. Noi saremo sempre qui a pregare per voi e che Dio possa benedirvi, che potete portare questa parola tutta la settimana nel vostro cuore. Abbiamo sul sito, su YouTube, noi abbiamo la predica, la lode, quindi se volete risentire e ascoltare o magari ascoltare le altre prediche delle altre settimane, sono lì sul nostro canale YouTube CCMI Venezia, va bene? Questa settimana noi abbiamo discepolato da confermare se sarà lunedì o mercoledì, quindi voi che siete del discepolato sapete già che Nicola vi aggiornerà, va bene? Nostro culto di giovedì di preghiera alle 19 è confermato. Abbiamo il culto dei giovani alle 19 anche, venerdì, okay, sì, venerdì. E 30 maggio, chiedo ai miei aiutanti lì, noi abbiamo un caffè tra amiche. Alle ore 16 qui in chiesa. Sarà bellissimo, vi aggiorno già, so qualche cosa che succederà. Sarà molto bello e è un momento di stare insieme, di condividere non solo la parola del Signore, ma fare amicizia, condividere anche magari i nostri problemi, ansietà. Quindi saremo tutti qui ad aspettarvi. Lasciate i figli con i mariti, mi raccomando, fate il meglio per aiutare, così la vostra moglie può venire. La pulizia lascia per un altro giorno, fai la mattina o fai venerdì. Sabato alle 16, il 30 maggio, vi aspettiamo qui numerose, tutte le donne, mi raccomando. Dio vi benedica, mettiamoci in piedi per pregare e andare a casa. Amen. Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo, Padre, per il tuo amore infinito, Padre. Grazie perché noi siamo stati qui nella tua presenza, siamo stati in fratellanza, abbiamo adorato il tuo nome insieme ai nostri fratelli, Signore, che questa unione tra di noi possa essere ogni giorno più forte, Signore, perché è un'unione che viene da te, che questa settimana possiamo sentire il tuo amore, il tuo spirito, portare dentro di noi la tua parola. Aiutaci a avere comunione con te, Signore, a pregare, a leggere la tua parola, a cercarti ogni giorno. Benedice ogni famiglia, ogni persona qui, Signore. Prenditi cura di noi, che possiamo avere una settimana benedetta. Se abbiamo esami, i ragazzi che hanno esami a scuola, quelli che devono un colloquio di lavoro, che devono fare qualcosa di importante, che il Signore possa guidare ogni cosa, ogni decisione, ogni esame, ogni visita medica. Noi mettiamo tutto nelle tue mani. Prenditi cura di noi, perché noi ti amiamo, ti adoriamo e vogliamo essere sempre ai tuoi piedi, nel nome di Gesù. Amen. E Dio vi benedica. Una bellissima settimana. Amen. Never was enough till I met you. Got the real thing from
Yesterday I met a man, he knew everywhere I'd been. Asked if we could be best friends. I took his hand, he took a chance.